Carissime amiche, buon pomeriggio, ben ritrovate e gentili cavalieri, benvenuti. E allora vado a mostrarvi questi piccoli suggerimenti sia di abbigliamento che di accessori. E allora vi mostro questa simpatica borsetta a bauletto, tutta in maglia, con piccoli ricami. Comoda, capiente, ma anche abbastanza simpatica, abbastanza giovanile. Vi propongo quest'altro modello, sempre in maglia di lana, questa un po' più rifinita in quanto abbiamo tutta questa rifinitura unginetto in lana crizia, come i fiorelloni, applicazione di strass colorati all'interno dei fiorelloni unginetto, sempre con le finestrelle uncinetto, tutto in lana crizia, molto elegante, bottoni unginetto, tutta foderata all'interno, molto elegante. Andiamo a questa versione di borsetta, una piccola tracolla fatta in tessuto spigato di lana di colore bianco e nero, rifinito interamente unginetto, lo potete vedere, lana bianca, lana nera e questo perfilo di laminato argento che poi ritroviamo in questo fiorellino e anche negli anelli. Questo grosso medaglione che fa, con il suo peso, fa da chiusura della borsetta, vedete, rifinita all'interno nuovamente con lana nera, lana bianca e lana argento, tutta interamente foderata, doppia tasca. Questo simpaticissimo medaglione è tutto lavorato interamente unginetto, molto particolare, che impreziosisce questa simpaticissima tracollina. Guardate che sono simpatiche anche queste stellette, graziosissima, simpatica, molto sbarazzina, molto giovanile, alla quale ho abbinato questo delizioso cappellino, tutto interamente unginetto con le perline sopra, riprende il perfilo argento che trovate nella borsa. Particolarità che la stoffa, vedete, la stoffa della borsa viene ricoperta da questa deliziosa trama tutta fatta all'unginetto da me, non è artificiale comprata, ma è fatta all'unginetto da me, una retina che la rende il cappellino molto elegante, molto particolare. La si può calare tutta sugli occhi se si vuole, perché questa retina si può anche allungare, vedete, e quindi calata tutta sugli occhi dà questo look molto elegante, molto particolare. Oppure semplicemente alzandola, semplicemente un accenno sugli occhi.